Nona e conclusiva. Si chiude con una prova per 4 anni, non vincitori di 4.000 euro nella carriera. In 9 al via. 1 Damasco dei Mag, Adrian Gioni, 2 Diluvio e K, Andrea Farolfi, 3 Dust, Roberto Vecchione, 4 Duchessa La Torre, Marco Stefani, 6 Dalida Ban, Nicola Salacone, 7 Ducati Francesco Tufano, 8 Diogene Roberto Faticoni, 9 Dollaro Light Edoardo Baldi, 10 Depp dell'Olmo, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Favorito Diluvio e K sotto la pari, l'alternativa è Dust. Autostart che inizia ad accelerare, si ritrae Dalida Ban, parte piano anche Duchessa La Torre. E in partenza Diluvio e K e Dust subito in lotta. All'imbocco della prima curva insiste Dust all'attacco di Diluvio e K, che prova a mantenere la figura all'interno mentre sbaglia Damasco dei Mag. Poi rimane così in numero terza 1 posizione Damasco dei Dollaro Mag, Light, squalificato. infiltrato bene dalla seconda fila. Nel frattempo nel lancio in 14,4 Diluvio e K ha respinto il tentativo di Dust, che si è dovuto adeguare in seconda posizione. Terzo rimane sempre Dollaro Light a precedere Duchessa La Torre, quindi muove al largo Depp dell'Olmo dalla quinta posizione. In sesta rimane Ducati, poi Diogene e alla retroguardia Dalida Ban. C'è stato addirittura un 29-2 per il quarto iniziale, molto svelto per la categoria. Diluvio K passa in 44,9 i primi 600 metri di corsa. Il passaggio davanti alle tribune è sempre Dust in scia al battistrada. Risale Depp dell'Olmo, rimane alla corda Dollaro Light che precede sempre Duchessa La Torre. 59,8 per la metà gara da parte di Diluvio e K, che continua a guidare nei confronti di Depp dell'Olmo, che si fa minaccioso all'esterno e va all'attacco di Diluvio e K al chilometro passato in 1,15,4. Passa Depp dell'Olmo che liquida in breve Diluvio e K e tende a distaccarsi in avanti, mentre muove dalla quinta posizione Duchessa La Torre. Quelli davanti hanno speso nel parziale iniziale e ora sono stanchi. Sbaglia Duchessa La Torre che stava risalendo. Numero 4 è Duchessa La bastata a Depp Torre, dell'Olmo per squalificato. fare completamente la differenza. Sposta Dust sui resti di Diluvio e K che è fermo. In terza posizione passa Ducati avanti a Dalida Ban. Depp dell'Olmo passa la piegata conclusiva in nettissima evidenza. Rimane sempre secondo Dust a precedere Ducati e Dalida Ban. Nel finale Depp dell'Olmo che spazia a piacimento nei confronti di Dust, che è secondo. Al terzo posto Dalida Ban. 31,5 la chiusa, 1,15,7 ragguaglio cronometrico. Il successo di Depp dell'Olmo, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata per il training di Gaetano Carro. I colori del signor Matteo Andrea Grimaldi. La vittoria del 4 anni da Nadal Sheba, che in percorso esterno passa e si isola nel finale. Nettissimo vincitore. Depp dell'Olmo e Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata chiudono il pomeriggio dall'Arcoveggio.